adesso la scuola si cambia percorso per diventare insegnanti. Ieri via libera in CDM alla riforma del reclutamento e della formazione. Entro il 2024 saranno assunti 70.000 docenti. Carlotta Mannu. Carriera degli insegnanti si cambia percorso. I futuri professori dovranno decidere se salire in cattedra già durante la formazione universitaria perché dovranno acquisire 60 crediti formativi parallelamente al corso di laurea triennale nelle materie linguistiche, digitali e psicopedagogiche. Due percorsi differenti per il reclutamento. Uno dedicato ai neolaureati che prevede una laurea magistrale, un corso per conseguire 60 crediti, un esame finale di abilitazione e poi il concorso pubblico nazionale con cadenza annuale. L'altra strada riguarda i precari con almeno 3 anni di servizio che potranno accedere direttamente al concorso per la cattedra anche con solo 30 crediti formativi accademici universitari, ma solo fino al 2024. Poi una volta vinta la selezione dovranno completare i restanti crediti per ottenere l'abilitazione. Chi vorrà investire poi sulla propria crescita professionale e personale aggiornandosi con continuità, al termine di ogni percorso superato potrà contare su un incentivo salariale. Restano comunque gli scatti di stipendio legati all'anzianità. Cambiano anche i concorsi, stop ai quiz a crocette in favore di una prova più strutturata che terrà conto anche dell'effettiva attitudine all'insegnamento. Il Covid, dal monitoraggio settimanale emerge una discesa della curva, ma il virus circola ancora.